Il ponte della Maddalena riaprirà non appena ci sarà l'ok della sovrintendenza, dopodiché il comune di Chiavari avvierà la gara d'appalto. Il restyling dei basoli sarà eseguito a lotti, intanto i costi sono lievitati. Lutto nel mondo della politica genovese, è morto a 80 anni Piero Fossati, già assessore alla viabilità e commissario straordinario dell'ex provincia di Genova. Un pozzo per la vita, torna l'impegno di solidarietà della Croce Rossa di Cogorno. Da domani sera 4 giorni di buona cucina per sostenere il progetto di padre Mauro Armanino in Niger. Pronta ad essere messa in scena l'edizione 2019 della Torta dei Fieschi a Lavagna, confermati il corteo dei sestieri e la rievocazione storica. Il dolce sarà fatto dalla pasticceria Cavo di Genova. Torna la rubrica Estate Giovani, questa sera andremo a Montemoggio tra i bimbi di Rupinaro e a Belpiano con i ragazzi del Vicariato delle Valli Sturla e Graveglia. Buongiorno a tutti e bentornati al nostro telegiornale. In apertura parliamo del ponte della Maddalena. La stabilità del ponte non è a rischio, tuttavia l'indagine per comprendere il perché dello spostamento dei basoli di pietra sta causando qualche difficoltà agli automobilisti. Sulla questione ha chiesto lumi in questi giorni il gruppo di minoranza Noi di Chiavari. Abbiamo chiesto chiarimenti all'assessore Massimiliano Bisso. Il comune di Chiavari attende il via libera della sovrintendenza prima di riaprire al traffico il ponte della Maddalena. A spiegarlo l'assessore ai lavori pubblici Massimiliano Bisso, che auspica di ricevere l'ok entro la fine del mese. L'indagine, eseguita sui basoli di pietra e costata 13.000 euro, ha spiegato il motivo del loro spostamento. La parte sottostante di sostegno è andata nel tempo deteriorandosi, portando ad una rotazione verso l'esterno dei basoli stessi, su cui peraltro poggia la ringhiera di protezione. Il comune ha già individuato una possibile procedura di intervento. È stato mandato un progetto alla sovrintendenza. L'intervento dovrebbe prevedere, se concordato, la realizzazione di un cordolo verso la careggiata che vada ad ancorare in maniera salda sia i basoli riposizionati sia la ringhiera, che anch'essa dovrà essere riposizionata. La sovrintendenza non accetta interventi in cemento armato, generici, ma prevede l'utilizzo di particolari tipologie di materiali. Tutto questo per evitare una prima soluzione prospettata, che era quella del restringimento della careggiata, che ovviamente non risulta attivabile stante la non eccessivamente ampia larghezza della stessa. La situazione dunque si può così sintetizzare: l'indagine è conclusa e la sovrintendenza deve dare l'ok. Non appena arriverà, il ponte sarà riaperto al traffico. Dopodiché sarà avviata la gara per l'affidamento dei lavori di ripristino e il comune cercherà le risorse, per ora non disponibili, tenendo conto che i costi sono lievitati oltre le aspettative iniziali. Terminato questo iter, il ponte sarà nuovamente chiuso per il restyling finale. Ad oggi non abbiamo ancora ovviamente individuato una spesa per l'intero intervento. Si prevede che comunque, una volta concordato, potrà essere eseguita a lotti successivi e il primo lotto, si presuppone, potrebbe essere intorno ai 40-50.000 euro. La prolungata chiusura del ponte della Maddalena ripropone con forza il problema della viabilità tra costa ed entroterra, a dirlo in una nota alla CISL Tigullio Area Metropolitana, che ricorda la necessità del potenziamento della rete viaria lungo l'Entella e rilancia la proposta del prolungamento di Viale Casma. Nelle valli dell'entroterra, spiega Andrea Sanguinetti, ci sono industrie con migliaia di dipendenti che hanno il diritto di avere delle infrastrutture all'altezza dei tempi, perché la competitività sul mercato e quindi la loro esistenza dipende molto anche dalla mobilità delle persone e delle merci. Di qui l'invito della CISL e alle amministrazioni locali a chiedersi quanto ancora può reggere il ponte della Maddalena nel tempo e a prendere una posizione chiara sul prolungamento di Viale Casma. Cambiamo tema: lutto nel mondo della politica genovese. È mancato infatti Piero Fossati, già assessore alla viabilità e commissario straordinario dell'ex provincia di Genova. Oggi lo ricorda la città metropolitana con una nota sulla homepage del sito che sottolinea il dolore del sindaco Marco Bucci, di tutti i consiglieri, del segretario generale e di tutto il personale. Fossati, conclude la nota, ha dedicato alla provincia impegno profondo e appassionato. Aveva 80 anni, durante il suo lavoro in provincia era una certezza per tutti, una persona preparata e sempre disponibile. Qui lo vediamo nelle immagini dell'inaugurazione nella zona del Settembrino nel 2015. Adesso i temi dell'economia, come di consueto il giovedì. Oggi parliamo di una novità messa in campo dall'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda i redditi maturati all'estero. Facciamo il punto nella scheda della settimana.
I contribuenti residenti in Italia devono inserire nella propria dichiarazione dei redditi anche quelli conseguiti all'estero, che ormai sono comunicati da molti paesi all'anagrafe tributaria italiana. A luglio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi relativi alle attività finanziarie detenute all'estero per l'anno 2016. L'Agenzia dispone quindi un secondo invio di comunicazioni basate sui nuovi criteri selettivi e sui dati pervenuti successivamente anche da altri paesi. Questi dati saranno messi a disposizione nella sezione L'Agenzia scrive del cassetto fiscale del contribuente, che potrà presentare, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, una dichiarazione dei redditi integrativa, beneficiando così delle sanzioni in misura ridotta. Servizio online INPS per la verifica dei conguagli da 7:30. La verifica delle risultanze contabili inviate all'INPS dal soggetto che ha gestito la dichiarazione dei redditi e i relativi esiti possono essere verificati accedendo al sito e avvalendosi del servizio Assistenza fiscale e servizi al cittadino. Qui i contribuenti possono consultare diversi dati: l'avvenuta ricezione da parte dell'istituto delle risultanze contabili con il dettaglio dei relativi importi, nonché la denominazione del soggetto che ha effettuato l'invio. La conferma che i conguagli relativi alle risultanze contabili verranno effettuati sulle prestazioni istituzionali, il diniego con conseguente restituzione della dichiarazione nei casi in cui non sussista il rapporto di sostituzione, le trattenute o i rimborsi effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall'INPS in applicazione delle risultanze del modello 730. Dal 15 luglio inoltre il servizio consente ai contribuenti di effettuare online la richiesta di annullamento e variazione della seconda rata dell'acconto IRPEF o cedolare secca entro il 30 settembre, termine attualmente previsto dalla normativa vigente. Notte all'insegna dei temporali, quella appena trascorsa. Le precipitazioni unite a un vento particolarmente intenso hanno colpito soprattutto il centro della regione e quindi Genova. A causa dell'acquazzone che in tarda serata si è abbattuto sulla Val Polcevera, la stazione della metropolitana di Certosa è stata allagata. Nel Levante cittadino invece è da segnalare alberi caduti all'interno del parco dell'ospedale San Martino, poi anche in via Bavari, in via Montallegro ad Albaro. Nel Tigullio il temporale non ha causato grossi disagi. A Rapallo i pompieri hanno liberato delle persone chiuse nell'ascensore fermo a causa di un blackout che ha subito il palazzo. Cambiamo tema, torna domani nella sede della Croce Rossa di Cogorno la manifestazione di solidarietà che unisce la Buona Tavola con lo scopo benefico. 4 giorni in cui i protagonisti saranno i ravioli e la cui vendita sarà destinata a sostenere un progetto di padre Mauro Armanino in Niger, un pozzo per la vita. Sentiamo. I ravioli della Croce Rossa di Cogorno per un pozzo in Niger, un pozzo per la vita. Torna nella sede della pubblica assistenza del Tigullio la manifestazione di solidarietà che da sempre unisce la Buona Tavola con uno scopo benefico. Dopo l'aiuto concreto dato in questi anni a Lilianette, ragazzina cubana che necessitava di un delicato intervento chirurgico poi eseguito al Gaslini di Genova, questa volta le offerte raccolte durante la 3 giorni di festa saranno consegnate nelle mani di padre Mauro Armanino per un progetto missionario portato avanti dal sacerdote casarzese a Niamey in Niger, la realizzazione di un pozzo di acqua potabile ad uso domestico nel distretto della capitale dello Stato africano. Attraverso di lui siamo riusciti a trovare, per così dire, il gancio per poter fare questa opera. Questa opera verrà fuori dai risultati che ci darà la sagra, il ritorno dei ravioli. Speriamo che venga tanta gente. Diamo le coordinate per partecipare e sostenere questa attività, quali giorni e qual è la sede in cui si svolgerà l'iniziativa? Allora, presso la nostra sede, venerdì, sabato, domenica e lunedì. I giorni feriali solo la sera, la domenica anche a mezzogiorno. Cosa proporrà il menù e la manifestazione? Beh, è chiaro che il ritorno dei ravioli, il piatto principe sarà i ravioli, poi avremo anche altro, avremo roba al pesto, avremo il solito assao, le bruschette, eccetera, quello tutto un po', tutto un insieme che possa soddisfare il palato di coloro i quali vengono a trovarci. E non mancherà l'impegno dei volontari della Croce Rossa, anche in questo caso saranno presenti per garantire il loro supporto. Ma solo i volontari, ecco, noi abbiamo un bel gruppo di ragazzi, un bel gruppo di giovani molto interessati a questa iniziativa, l'iniziativa dell'acqua per la vita.
Ora andiamo a Lavagna, dove questa mattina sono state presentate le novità dell'edizione 2019 della Torta dei Fieschi. C'era molta attesa naturalmente anche per conoscere l'imprenditore che si occuperà del dolce. Vediamo. Sarà l'edizione della rinascita, quella rimasta in forse per lungo tempo, che alla fine tra mille difficoltà si svolgerà la sera del 14 di agosto, ma anche quella del ricordo e della vicinanza con Genova, ferita esattamente un anno fa dal crollo del Ponte Morandi, tragedia nella quale persero la vita 43 persone e che saranno ricordate con un momento di riflessione. Questa avrebbe dovuto essere la 71esima edizione della Torta dei Fieschi, ma l'anno scorso, come tutti ricordiamo, è stato doveroso annullarla per la tragedia del ponte. Quindi quest'anno sarà doveroso un momento di ricordo e di vicinanza proprio per tutte le vittime che ci sono state. La 70esima edizione della Torta dei Fieschi è pronta dunque ad essere messa in scena mercoledì prossimo. Ci sarà il corteo storico dei Sestieri, il cui percorso, dopo gli esperimenti degli scorsi anni, ritorna all'antico e arriverà in Piazza della Libertà, dove i figuranti saliranno su un palco più piccolo ma totalmente rinnovato. Ce l'abbiamo fatta e devo dire grazie anche a una collaborazione capillare proprio con i Sestieri che si sono resi conto delle difficoltà sia finanziarie ma anche proprio a livello di forza lavoro del nostro comune, però mettendo insieme le forze insomma siamo riusciti a superare gli ostacoli e il 14 è garantita la nostra torta. E tra i protagonisti che non potevano mancare ci saranno loro, i conti Opizzo Fieschi e Bianca De Bianchi. A vestire i loro panni nell'edizione numero 70 saranno Alberto Folegnani, imprenditore di 55 anni, e Francesca Fattore, 27enne, da anni componente del corteo storico dei Sestieri. E non poteva mancare lei, la torta. I 7 quintali del dolce saranno quest'anno confezionati dalla storica pasticceria Marescotti di Cavo di Genova e si potrà gustare solo trovando l'anima gemella attraverso il gioco dei biglietti in piazza. Per noi è un grande onore associare la nostra storia a quella della Torta dei Fieschi. È stato assolutamente congeniale per noi accettare immediatamente con grande entusiasmo e gioia di preparare la Torta dei Fieschi, provvedendo a confezionarla naturalmente in base alla ricetta che ci è stata fornita dal Comune di Lavagna, che ringrazio insieme all'organizzazione dei Sestieri. Sono 86 i nuovi parcheggi gratuiti realizzati in Colmata Mare a Chiavari grazie allo spostamento delle paratie, le griglie in New Jersey poste per delimitare il cantiere attiguo al porto turistico. Ne abbiamo parlato ieri con un servizio, dunque una volta sistemata la segnaletica a terra, i parcheggi, appunto il numero dei parcheggi è quello di 86 che saranno gratuiti e disponibili per tutto l'anno. Gli interventi di manutenzione e di rimozione dei materiali sono stati eseguiti dalla ditta Siemens Tigullio SRL per un importo di oltre 24.000 euro. Adesso la rassegna stampa con gli ultimi aggiornamenti, con i titoli dei quotidiani in edicola, poi ci ritroviamo con le ultime novità. Avvenire titola irregolari si diventa, sono 10 anni dall'entrata in vigore del reato di clandestinità, poche sanzioni ma molta pena per i migranti, oggi altre vite spinte nel limbo della legge sicurezza, poi vedremo all'interno di Avvenire. Metaponto, bracciante sfruttata, muore nel rogo della baracca, aveva 28 anni, arrivava dal Niger, poi la fotonotizia, tumori sui cellulari, squilla la soluzione per l'Istituto Superiore della Sanità, nessuna evidenza di pericolosità nell'uso del cellulare. Movimento 5 Stelle Lega su binario opposti o il rimpasto le elezioni, bocciata la TAV pure dal Carroccio, la mozione 5 Stelle, ipotesi voto a ottobre e andiamo appunto a vedere all'interno di Avvenire, clandestinità cronaca di un flop. I tribunali sono stati intasati di denunce, pochissime le condanne, sanzioni amministrative inutili, espulsioni mai attuate. Agi solo la strategia politica per ottenere consenso. Non c'è stato nessun calo degli irregolari nel nostro paese, multe e allontanamenti dei profughi si sono rivelate illusioni ottiche e la macchina della giustizia ne ha risentito pesantemente. Siamo alla prima pagina del Secolo XIX che ha una notizia unica, quella del governo, è una crisi a singhiozzo, Salvini spinge per il
rimpasto, il commento di Marcello Sorgi, l'ultimo giro dell'alleanza giallo-verde, retroscena Di Maio vuole l'intesa ma è rivolta tra i grillini, nella base dobbiamo rompere. E per l'economia lo stop tedesco è un problema anche per la debole Italia. Troviamo altre notizie dal nostro territorio, Uscio, l'inaugurazione ad ottobre, Trebino conquista anche Seul, 7 campane per la cattedrale. Andiamo a vedere appunto da Uscio, Trebino conquista Seul, 7 campane, nuovo impianto imponente per il luogo di culto progettato dall'architetto svizzero Mario Botta, sarà completato dagli impianti dell'azienda rivierasca, l'inaugurazione sarà ad ottobre, vediamo la foto appunto di come verranno questi campanili. E siamo invece a Casalza Ligure, tentano di rubare in un appartamento, fermati 2 ragazzini di 14 e 15 anni, giovani nati a Roma, sono stati interrogati ma solo uno è stato denunciato, consegnati ad una struttura protetta, però sono fuggiti. Nel mirino il nuovo complesso residenziale di Piazzale Unicef. Gli aggiornamenti dalla redazione con Andrea Capitani. A te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Andiamo a Sestre Levante. Sono in corso da alcuni giorni gli interventi di consolidamento della strada che conduce all'abitato di Costa Rossa. Sono a cura di un'impresa specializzata di lavori in quota e in parete. Gli interventi sono stati programmati a seguito degli movimenti franosi del fronte che sono stati trattenuti dal sistema di sicurezza già presente. L'intervento attuale prevede la rimozione dei blocchi di roccia accumulati alle spalle delle reti protettive e il consolidamento e l'armatura di alcuni tratti di questa reticolatura. L'opera è finanziata con risorse del Comune per 30.000 euro, sarà ultimata entro i primi giorni di settembre e confermata inoltre per l'autunno la ripresa degli interventi a Villa Fontane, già illustrati agli abitanti della frazione lo scorso mese di luglio. È tutta te la linea. Grazie Andrea, prosegue il nostro viaggio attraverso l'esperienza estiva dei campi parrocchiali, iniziativa che coinvolge numerosi giovani e ragazzi del territorio. Questa sera nella rubrica Estate Giovani proporremo le esperienze dei bimbi di Rupinaro a Montemoggio e dei ragazzi del vicariato di Sturla e Graveglia a Belpiano. Ne vediamo un'anticipazione. Con i ragazzi stiamo vedendo il comandamento di Gesù, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E lo facciamo in questo modo, la mattina vediamo alcune caratteristiche dell'amore di Gesù, poi il pomeriggio vediamo come possiamo viverlo noi, quindi come lo è donato e come noi possiamo comunicarcelo. Oggi praticamente abbiamo il giorno del perdono e il Don ci ha parlato di Zaccheo e poi abbiamo fatto le confessioni in chiesa. Gli animatori mi trovo molto bene perché ci aiutano tutti, preparano i giochi. Perdonare non è sempre stato facile perché perdonare significa se lo dici un conto, se lo fai un altro. E se vuoi perdonare qualcuno significa che togli la sofferenza a un altro. Il tema del campo ha come titolo Ci sono anch'io, preso da una canzone, e dice come i ragazzi e tutti noi nel nostro rapporto con Dio, quindi per quello che riguarda tutto il nostro rapporto di fede, la nostra fede, non siamo spettatori passivi, ma dobbiamo essere protagonisti. Questa esperienza qua la viviamo tutti insieme, quindi esserci per qualcuno è fondamentale in questo campo. Dover prendere delle azioni e dover partecipare, ma non vuol dire essere soltanto me, essere insieme agli altri e rendermi utile. Estate Giovani in onda questa sera alle 21:10 sul canale 15 di Telepace. Il telegiornale invece torna alle 19:15, sempre con Tigullio Oggi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.